Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ritorniamo a fare i guardoni. Siamo qui sul nostro sito di Lichess, andiamo su guarda, partita in corso, rapide, cerchiamo qualche partita appena cominciata. Attenzione, questa però è 5 minuti, troppo... Questa è interessante. Cos'è, un gambetto di donna? No, è 4. Ah, una Caro-Can. Caro-Can. Sembra Dragon Ball. Ok, i giocatori sono molto forti, 2400-2003. Ricordiamo che i punteggi su questo sito Lichess sono normalmente un po' gonfiati, di un 150 punti barra 200 punti. Ad ogni modo sono comunque giocatori assolutamente rispettabili, anche ammesso questo rigonfiamento di punteggio, no? Ok, chiaramente non aveva senso per il nero sviluppare l'alfiere in questa diagonale, in primis perché non avrebbe fatto nulla, in secundis perché sarebbe significato mettere i pedoni in questo modo e questo povero alfiere sarebbe rimasto chiuso. Quindi il nero decide di sviluppare un alfiere in fianchetto. Ricordati che questo può essere un aiuto. Normalmente quando sei nero soprattutto un alfiere va su una diagonale naturale, l'altro va in fianchetto. Questo non è una regola ovviamente al 100%, ma può succedere. Il bianco cosa sta pensando? Il bianco tra l'altro sta muovendo solo gli alfieri, e anche questa è una cosa strana. Solitamente se uno dovesse scegliere fra sviluppare prima i cavalli e gli alfieri, c'è la buona norma che dice di sviluppare prima i cavalli, però insomma sono tutte cose generali che poi vanno applicate alle singole situazioni. Bella questa. Il nero decide di farsi doppiare i pedoni per avere poi un avamposto fortissimo sulla casella E4 per saltare poi col proprio cavallo. Una scelta molto coraggiosa, soprattutto perché deve ancora arroccare e possono esserci robe così forse, e su donna di 7 cavallo non lo so. Comunque è una scelta coraggiosa. Qui non so come si gioca ora questa impostazione, perché bisogna consolidare la posizione. Ops, ecco, esatto. Bisogna consolidare i propri pedoni, e adesso il nero ha un po' di debolezze su case chiare. Scusami. E quindi lo scopo del bianco sarà quello di sfruttare queste debolezze su queste case scure. Cattura d'alfiere qui direi. O forse anche quella di pedone può essere forte. No, alfiere. Ok, quindi non so. Fammi vedere manovre interessanti. Questa può essere interessante. Ma può essere interessante. Oppure altre manovre per il bianco. Vedere dei piani di gioco che si possono fare, perché adesso questo centro è molto forte, andrebbe probabilmente smantellato. Questo cavallo, forse la posizione giusta per questo cavallo sarebbe qui, ma anche qui onestamente non mi dispiace, però sì, forse più il cavallo qui, non lo so, bisogna pensarla bene, perché per portare questa donna in attacco ci vogliono un sacco di mosse, e poi a questo punto cavallo, però sono tante mosse. Sicuramente, come diciamo sempre, la struttura pedonale ti indica il lato dove devi attaccare, quindi il bianco deve attaccare da questo lato, e il piano di gioco invece del nero non è affatto chiaro, anche perché lui ha creato questa struttura per prendersi questa casa, ma nel momento in cui piazzerà il proprio cavallo qui, sappiamo che potrà essere anche scacciato da F3, che ricordiamo essere un piccolo indebolimento, però ci sta. E una volta che il bianco ha spinto F3 potrà anche sviluppare la donna probabilmente più velocemente grazie a queste due mosse, quindi potrebbe essere anche buono. Piani di gioco del nero ti giuro che non ne trovo, se non torre C8 e magari cercare di fare un'avanzata, un attacco di minoranza su questo lato, perché qui il bianco ha la maggioranza dei pedoni sull'ala di donna e il nero ovviamente c'ha la minoranza. Potrebbe essere un'idea. Ok,
Ok, il re qui perché si vuole puntare in questo modo con la torre, quindi anche il re si toglie. Il problema è che quando il nero toglierà l'alfiere ci sarà questa inchiodatura che sarà molto forte. Quindi dove si mette questo alfiere? Non lo so se è stato un piano geniale questo di mettere la torre su G8. Dopo l'analizziamo, ma non credo. Scusate. Allora, e adesso ci siamo tolti anche tutti i salti preventivi qui. E all'alba di tutto ciò, secondo me, donna in E2 forse non è stata la scelta migliore. Forse veramente era E1 H4 il piano corretto. Forse, eh? A meno che questa donna non voglia andare qui e attaccare su questo lato. Però, come dicevamo, ricordiamoci che i pedoni indicano di attaccare sull'altro lato. Sì, ecco, il piano allora di gioco del nero è quello di cambiare i pezzi. Ricordatevi questa cosa, quando siete sotto assedio, quando siete in difficoltà, l'idea di cambiare i pezzi può essere interessante perché è vero che diminuite i vostri difensori, ma allo stesso tempo diminuite anche gli attaccanti, quindi rimuovere gli attaccanti del vostro avversario vi aiuterà a uscire meglio da alcune situazioni. Qui sto vedendo questa e dopo questa scacco, cavallo qui, no buona, no buona. E su questa, no buona. E qui il bianco secondo me è andato in vantaggio. Qui il bianco è andato in vantaggio. Oddio, che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto il nero? Si fa fare questa? Vabbè, è vero che dopo ritorna qui, però poi c'è la spinta qui. Non lo so. Non la vedo bene, non l'ho vista bene questa mossa. Non cade a questo punto sicuro. C'è questa, scacco. No. Adesso c'è spinta di pedone e poi cade qua. Spinta di pedone e... Sì. No buona. Purtroppo, secondo me, questo piano qui che ha avuto il nero di farsi doppiare i pedoni, avete visto, ha creato delle debolezze, ovvero i pedoni doppiati, che stanno creando problemi. Adesso sono guai. L'unica cosa che dovrebbe fare il nero forse è cercare di cambiare tutto, ma essendo in svantaggio di materiale, perché è sotto di un pedone, vediamo se lo si può recuperare. Cattura, 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 torre, ops, che cacchio ho fatto? Torre, non lo so. Sì, sicuramente questa cattura qui è interessante, anzi è obbligata direi. Cattura di pedone e poi si può uscire con la donna qui. Così la cattura di pedone scherma dagli attacchi sul pedone arretrato in E6. A meno che non ci sia... Eh sì, bisogna andare di cavallo, dai, c'è poco da fare, secondo me. Perché se vai di alfiere e cattura poi di pedone, c'è sempre la torre che ti attacca il cavallo, quindi la tua donna è inibita ad andare qui, quindi devi sbarazzarti del cavallo. Almeno non vedo altre soluzioni e colpi tattici incredibili. Sarebbe bello portare in gioco questa torre. Sarebbe bello portare in gioco questa torre. Questo cavallo invece è un po' più lento per andare in attacco. Dovrebbe fare 1. Boh, e poi 2 e 3. Però per fare questo c'è bisogno di una donna in H3. E questo sarebbe scacco matto. Chiaramente la posizione si evolverà nel giro di queste mosse. Non so perché il nero sta pensando tanto, forse lascerà scorrere il tempo, è un giocatore sleale, 2400 punti, secondo me non ha giocato in modo molto preciso, dopo l'analizziamo ma non lo so, non lo so. Ok, il nero qui lascia scorrere il tempo,
Aspettiamo ancora un minutino, anche perché... ok, ha catturato. Anche perché hai visto che il nero era in vantaggio di tempo, ha mosso velocemente e poi si è trovato in difficoltà. Sì, penso che ci sia questa, no? Non ci sono sacrifici vari. Ok, e adesso c'è la cattura qui, no? E su torre qui, donna in H6 magari, in modo tale che si dà uno sguardo proprio al fiere, si dà uno sguardo anche al pedone arretrato. Quindi, cavallo, attivazione del cavallo, questa non me l'aspettavo, però penso che la risposta sia sempre donna qui. E a seguire sicuramente bisogna portare almeno in gioco l'altra torre per dare una mano. È vero che questa torre potrà papparsi qui, ma almeno magari ci possono essere sacrifici, non lo so, almeno fa qualcosa. Io voto sempre per questa, magari è un po' difensiva, ma io voto per questa. Anche perché, a dire il vero, non vedo tante altre cose. C'è questa che inchioda la donna e attacca la torre. Può essere interessante, ma su questa la torre deve spostarsi. Va qui. Beh, forse questa è un po' più attiva di questa. Questa è un po'... Oh, osteria, questa qui. E forse non H5, forse era meglio. Almeno inchiodava. Non lo so. Non lo so. Questa scelta non mi ha convinto. Questo donna G6 un po' non mi ha convinto perché ti metti in faccia questa adesso, no? Comunque ti arriva lo stesso in faccia questa. Come la puoi evitare questa? In nessun modo. Ti arriva. Ok, l'alfiere vuole andare qui, attaccando un po' 2 punti. Però, non lo so, secondo me la situazione è abbastanza tragica. Con la donna qui, secondo me, sarebbe potuto cambiare qualcosa. Almeno questo è quello che credo. Però donna G6 credo proprio sia sbagliata, poi magari mi sbaglio, eh. Dopo vediamo cosa dice il computer, però non lo so. È vero, c'è una batteria, no? Però non ci sono entrate. Vediamo il bianco a che cosa sta pensando, a che cosa sta architettando. Sì, diciamo che questo attacco qui, dopo che io sposto la donna, dove la sposto la donna? Devo spostare qui, mi costringe poi a cambiare le torri. Cambio torri, mi prendo anche sto pedone. Non lo so. Bella mossa. Queste mosse inaspettate mi piacciono da morire. Si attacca la donna. Si attacca la donna. E che cosa fa questa donna? Va qui. Va su case scure. Per forza. Beh, è l'unica casa disponibile tra l'altro, sto vedendo praticamente, no? Qui. Dopodiché, dopo questo attacco qui, no, così si perde il cavallo. Quindi su questa c'è il cavallo sotto e il cavallo deve ritornare, no? Deve ritornare qui. A questo punto la donna potrà andare... non lo so, questa mossa è forte? Non so se è forte, anche perché... Oh, mi sto prendendo qualcosa, ragazzi? Anche perché adesso c'è questa entrata... Ops, scusa. No, ho detto una cavolata. Però, cioè, il nero e il bianco non può più giocare questa mossa, no? Perché ora il controllo della colonna G è del nero. Questa ha qualche controindicazione?
si vuole attivare la donna in qualche modo strano, tipo donna così e fare matto, ci sta. Eccola, l'ha fatta. Donna per fare matto. A questo punto io non posso fare tipo una roba di questo tipo. Torre qui. Che problemi c'ho? Ah, su torre qui. Su torre qui. Attenzione, questo è un genio. Il bianco è un genio. Torre qui. No, secondo me non c'è niente. Cattura. Vado con l'alfiere. Torre qui, perdo il... non lo so. Ok, qui il nero non ha voluto rischiare perché aveva paura di entrate di questo tipo, ma ricordiamoci che il bianco non poteva farlo finché c'era questa batteria, no? E adesso invece il bianco può farlo. Credo che anche questa forse sia stata, ancora una volta non voglio dire castronerie, ma non sia stata troppo precisa. Forse era meglio andare di torre. Comunque, adesso vediamo come si evolverà la situazione. 2 minuti e 35 per il bianco. Questa donna secondo me deve stare sempre su case scure. No, ma anche questa adesso non è male. Anche questa che dà uno sguardo al matto qua, dà uno sguardo al cavallo e dà uno sguardo al pedone. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. E anche qui, ancora una volta, donna H5, la diceva lunga secondo me. Ok, chiaramente si vuole attaccare con l'alfiere. Ora c'è il pedone sotto 2 volte, ma anche con donna H5 ci sarebbe stato. Ma era un attimino più sicura perché se adesso il nero dovesse mai catturare qui si becca subito il matto, no? Quindi donna H5 la voto sempre. Beh, ora nulla può vietare, penso questa, no? Vabbè, no, c'è sotto il cavallo. C'è sotto il cavallo, quindi c'è sotto il cavallo. Questo cavallo non ha punti di appoggio, non ha pedoni che lo sostengono purtroppo. O deve andare qui, tipo attaccando questa debolezza. Però un po' fuori gioco lì il cavallo, no? Oppure questa. Oppure questa. Ricordiamoci sempre di questo matto, quindi il nero ha praticamente l'alfiere inchiodato, motivo per cui secondo me bisognava catturare di torre, perché adesso hai 2 pezzi bloccati contro un pezzo che praticamente ti sta dando fastidio. Eccolo qua. Non lo so, posizione secondo me ancora vincente sempre per il bianco, deve solo riuscire a sbloccarsi e poi ci siamo. Allora, vediamo se cosa succede su torre qui, chi attacca 2 volte il cavallo. Se mette la torre qui, il problema è questo punto qui, è un grave problema. Forse dovrebbe fare questa, guarda, cercando il cambio delle torri. Se cambi qui, entro in seconda traversa, forse questa, torre B8, perché questa minaccia qui è troppo forte e mi inchiodi 2 pezzi, quindi devo sbarazzarmi di questa torre il prima possibile. Almeno se fossi il nero ragionerei in questo modo. Ok, un attacco su questo cavallo. Sto pensando cosa accade su questa. È vero che ci serve un po' di pressione, tanta pressione su questa torre in F1, ma vediamo un po'. Potrebbe essere tutto fumo e niente arrosto, perché negli scacchi a volte si bleffa anche, no?
E poi ci sarà una scoperta di questo tipo, suppongo, no? E ora, capito, arrivati a questa situazione qui, il nero che cosa fa? Fa questo, chiede il cambio delle donne. Cambio, cambio, cavallo in C2, spinta del pedone, cazzarola, torre, torre. È forte questa mossa. Cambio, cambio. Cavallo in C2 per difendere la torre. Mi spingo il pedone per togliermi il cavallo che difende la torre. Devo cambiare le torri. Cambio torre. Cambio torre. E qui rischio che il nero vada a promozione, eh. Non so se il bianco può accettare questo cambio. Temo proprio di no. E quindi cosa deve giocare? Tipo una mossa di questo tipo, donna di 1. Parecchio difensiva, ma forse è l'unica, eh. Donna di 1, donna B1. Però donna, sì, donna di 1. Se no perdiamo il cavallo. E però con donna B1... No, niente. Donna di 1 credo che sia la risposta corretta. La cattura è... Cazzarola, cosa si è inventato il nero? Bravo, una mossa veramente difficilissima da vedere. C'è stato dietro tanto calcolo. E questa è la differenza fra un giocatore esperto che ha anche il calcolo molto veloce. Vediamo se ci sono robe... No, vabbè, il cavallo è inchiodato, non può neanche togliersi. Niente, il bianco sta spendendo il suo tempo per capire se questa cattura porterà problemi. Secondo me porterà tanti problemi. No, no, non va fatta. Vietato catturare. Penso che donna di 1 sia la risposta corretta. Cioè, altre cose non ce ne sono. Il re chiaramente non potrà mai andare qui perché ci seguono poi le scoperte. Bella partita, veramente bella partita. Il nero è riuscito a costruire una difesa molto attiva. Avete visto? Non è aia, aia. Non è stata una difesa passiva, è stata una difesa che ha continuato sempre a creare minacce, no? Ok, cavallo C2 seguirà la spinta. Spinta del pedone. Cattura. Cattura. E cavallo in... E cavallo è in... Cavallo? Cavallo in F3. Non funziona neanche perché c'è la spinta, torre F2, poi c'è il sacrificio di torre su cavallo e poi si va a promozione. Questa cattura qui non andava fatta secondo me. Cattura, cattura. Oh, steria, ha dovuto dare il cavallo. Ha dovuto dare il cavallo. No, non andava fatta quella cattura. Cazzarola, ci hai pensato 1000 anni e alla fine hai fatto la mossa sbagliata. O forse magari era la meno peggio questa qui, eh. Il nero sta pensando probabilmente di fare questa. Uh, bella. Incrementare la pressione, non avere subito fretta di ricatturare. E adesso si minaccia qualcosa di più interessante. Si minaccia qualcosa di più interessante. Ok, in realtà non si è minacciato nulla di più perché dopo
Cattura, cattura, torre qui dietro. Quel pedone si può ottenere ancora con alfiere in H6. Il re è tagliato fuori dal gioco. Però anche questa torre, come fa a supportare quel pedone? Ok. Non l'aveva vista il bianco. Non l'aveva vista. È finita. No! C'è ancora la speranza. Però adesso si va a promozione, no? Abbandonato. Ragazzi, che partita. Analizziamola insieme. Che partita. Mamma mia. Allora, vediamo un po' queste mosse iniziali. C3. F4. Va bene. Ecco, qui consigliava donna B6. Arrocco, cavallo in H5. Alfiere F5. Sicuramente ci sta come piano, ma almeno secondo me dopo che è arroccato, perché queste cose pericolose sempre meglio farle dopo, no? O forse il nero voleva tenere il re al centro, così dopo eventuali, cambi di questo tipo ci piazzava una torre qui e attaccava, però non lo so. Ok, la partita è andata così. E 6 per consolidare. Ecco, qui è catturato il cavallo. Il computer diceva questa manovra di cavallo forse era più interessante. Ok, arrocco corto. Ok, il vantaggio del bianco comunque più 0.8 esiste, non è... Ecco, questo piano qui, come avevamo immaginato, non è il piano più corretto per attaccare. È vero che non ci sono troppe cose, qui il computer consiglia H6, A5, cavallo E4, però non c'è troppo da fare. Qui il nero si è sforzato per creare questo piano, ma non è il più corretto in assoluto. E infatti lo vediamo dalla valutazione del motore che va a favore del bianco. F3, mossa scorretta. Qui su donna E2 sì, ok, funziona tutto. F3, cavallo in H5 ci sta, G4 e qui il computer consigliava F6. Consigliava di sacrificare questo per questo, perché dopo F6 il cavallo dove poteva andare, scusa? Dopo F6 l'alfiere si ritira. Ah, tu dici l'alfiere si ritira e me lo pappo. Eh sì. Questa non era niente male per il nero. Diciamo che è mancato questo colpo tattico. F6, non l'ho visto neanch'io. Cattura, cattura, cavallo qui. E qui c'è un mega problema. C'è... Ok, questa... Però dice che c'è di meglio. C'è alfiere G3. Vabbè, solite mosse da computer. Forse vuole creare questo tipo, no, di inchiodatura e poi aumentare pressione su questo cavallo in tutti i modi possibili, raddoppiando le torri, e alla fine il nero perderà un pezzo. E questa era una roba interessante. Questa manovra veramente molto carina, bella. Comunque anche questa è corretta, nonostante c'è il punto di domanda. Cavallo di 7. Qui ancora alfiere F4, mosse da computer. Qui ok, donna per G5, ok, e qui donna H5, signori, donna H5 andava giocata, donna H5 e lei, donna G6 anche va bene, terza soluzione, però donna H5, sì, donna H5 era la più attiva. Donna G6, alfiere H6, qui torre G1 andava giocata, cavallo in H4, la situazione si è ribaltata, finalmente vediamo un meno. Quando leggiamo un meno vuol dire che il vantaggio è del nero, e qui consigliava subito questa addirittura, incredibile. Ok, questa qui forse sempre, mi ricordo qui che mossa mi piaceva, non lo so.
Ok, qui esatto, c'è questo attacco qui sopra e qui contro ogni aspettativa alfiere G7 è la mossa migliore, perché su torre c'era qualche tattica, cambio, cambio, no, non c'è nessuna tattica, no, si giocava così la partita, forse il nero semplicemente non voleva cambiare i pezzi. Donna F4, donna F4, sì, ancora donna H5, torna a essere H5, donna E3, fra queste due qui il motore se la gioca. Sì. Torre in A va in F8, doveva giocare, torre, aspetta scusami qui torre F1, bisogna giocare questa mossa, porta a questo tipo di vantaggio, qui torre a B8 porta alla parità, cioè cambiare le torri porta alla parità, ma la mossa invece che ha trovato il nero, invece mantiene il vantaggio. Qui bisogna giocare cavallo G1 addirittura, mossa che non avrebbe mai fatto nessuno, e qui viene giocato questa. E il nero trova donna E4. Ecco, qui donna D1 si poteva fare, ma è consigliata... Aspetta, il computer ci sta pensando per capire se è la migliore. È la migliore, primo risultato, donna D1. Un attimino meglio rispetto a donna E4, ma di un 0.1, donna E1. Donna E1 si giocava in sofferenza, quindi il bianco ha detto vaffanbagno, va, ti cambio tutto. Qui buonanotte. Qui bisognava addirittura dare questo sacrificio. No, sta cambiando idea. Su questa qui bisognava giocare alfiere A6. Alfiere H6, perché alfiere H6? Perché se giocava alfiere H6 cosa succedeva? Metti caso che toglieva il cavallo, no? Toglieva il cavallo, che ne so, lo metteva qua. E 2? Torre dietro. Ah beh, c'era questo. Mamma mia. Vabbè, qui avevano pochi secondi i giocatori, quindi ci sta che non abbiano trovato le raffinatezze. Ok. Questa manovra è stata... No, qui alla fine l'ha messo poi l'alfiere. È stato veramente bravissimo a trovare questa mossa che ha permesso poi di andare a promozione e di vincere la partita. Anzi, qui il bianco si è arreso. Ragazzi, è stata veramente una partita che mi ha entusiasmato molto. Spero di avervi trasmesso questo entusiasmo. C'erano 1000 tatticismi, strategie, partita molto complicata e alla fine il nero è riuscito a tenere il gioco complicato e a vincere la partita. Ottimo, ottimo. Alla prossima! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!